sa benissimo, Francesco San Filippo, consigliere nazionale SAR e indipendentista convinto. Io non vorrei rompere le uova alle farine a nessuno, non vorrei scoraggiarvi. Mi rendo conto che siamo tutti consapevoli della battaglia che dobbiamo affrontare, del rischio che corriamo, però probabilmente molti di voi non sono consapevoli di chi troviamo di fuori. No? Allora, il nemico principale, l'ha detto prima l'amico di Irst, è il forum. Noi abbiamo scelto la bicicletta sbagliata, purtroppo l'abbiamo scelta e dobbiamo pedalare tutti. Dobbiamo pedalare perché sarà dura, ragazzi. Io avrei scelto un'altra bicicletta, potendo scegliere un'arma avrei scelto un'arma vincente, cioè non vado a tirare morati con un pallone, così lo smurra che cade, ma non col pallone. Allora il forum, io me lo ricordo un referendum che sia andato a Pontine, ho 45 anni, non ne ricordo uno, probabilmente ci sarà, però già il fatto che abbia difficoltà a ricordarlo la dice lunga. Quindi dobbiamo uscire da fuori molto determinati, signori. Io questa battaglia non l'avrei affrontata, però ci sono in mezzo e la percorrerò con voi. Bisogna essere determinati. Bisogna essere determinati perché era facile, vi faccio l'esempio, Sardo si è mobilitato facilmente quando arrivava per stare a cena o rifargli la donna, perché lo vedi arrivare, ancora di più lo vedi andare via con la donna a colpo. Il nucleare non si vede. Io ho provato già a sensibilizzare qualcuno e ho trovato, quindi con la verità ho trovato difficoltà, perché cioè, mio padre se gli rubi la gallina si incazza, se la gallina diventa radioattiva non se ne accorge, anzi è più bella, di diverso colore, se no è ma è così, guarda, è così, bisogna convincere, il problema sarà portare la gente alle urne. Un altro diceva che bisogna fermare la bambina che va a fare la festa, la mamma che porta il bambino a scuola. Dobbiamo lavorare lì perché sarà difficilissimo portare la gente alle urne. Il nucleare non si deve, come non si deve lo smog. Se parcheggi una macchina accesa davanti alla casa di una persona 2 ore non ti dirà niente. Se ci passi con un cavallo e caga davanti a casa sua, ti dai un gazzino. Capite? Ma perché sta? Bisogna essere operativi, fare una questione meno ideologica, probabilmente non nucleare e basta. Poi io sono indipendentista, però non posso fare a meno dell'amico di Rifondazione Comunista per percorrere assieme questa battaglia. Poi normale, diventerà per forza un problema di sovranità, perché se riusciamo a coinvolgere anche i sindaci, lo stesso Presidente della Regione, il Consiglio regionale, dovessimo riuscire a fargli deliberare in favore del non nucleare, diventerà per forza una questione di sovranità.